Radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Oh, cara Sveva, grazie amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme con Alex Cereda per Buongiorno questa a tutti. puntata del garage dell'Alfista. Alex, ci sei? Eccomi, mi sentite? Sì, perfettamente. Buongiorno a te, buongiorno Sveva. Buongiorno a Ciao. Sveva. Allora, questa è una puntata che fa parte di un dittico e insomma io ho veramente il piacere e l'orgoglio, e di questo ringrazio pubblicamente il nostro Alex che è riuscito in questo miracolo, perché non riesco a definirlo altrimenti, perché vedete, noi oggi raccontiamo la storia di un vero e proprio genio, un uomo che se n'è andato dimenticato da tutti, vergogna su questa Italia, e raccontiamo la storia di un grande designer, un uomo che ha firmato alcune tra le automobili più belle mai prodotte nella storia dell'automobilismo mondiale. Alex, chi è quest'uomo? Dillo tu. Allora, parliamo di Franco Scaglione. Io lo chiamo Ecco. sempre ingegnere, anche se lui non era laureato, ma ha meritato honoris causa il titolo di ingegnere. È stato un design assolutamente straordinario, per i tempi futurista. Basta vedere le creazioni delle sue auto, oggi sono più moderne di allora e sono state base per lo studio anche di giovani designer nelle scuole. L'auto più bella che ha costruito, le ha costruite tutte su auto straordinarie, molto particolari ma straordinarie, tra questi l'Alfa 33 stradale del 68, dichiarata da più testate internazionali l'auto più bella al mondo o una delle 5 auto più belle rappresentative al mondo. Ecco, E cioè, questo fa capire cosa significhi. Chi i nostri ascoltatori sicuramente la conoscono, l'Alfa 33 stradale è un'auto che ai tempi rivoluzionò il mondo automobilistico delle supercar, tant'è che diede anche un colpetto alle Ferrari, dimostrando che anche in Alfa Romeo sapevano costruire auto per super ricchi o comunque per il numero limitato, è auto assolutamente da sogno. Sì, appunto, un'auto peraltro che al tempo in cui... Scusatemi se vi interrompo, la signora Scaglione è di nuovo in linea. Benissimo, e infatti io sono ulteriormente contento, perché noi oggi abbiamo una testimone di prima mano. Alex, chi è la nostra più che gradita ospite? È la signora Giovanna Scaglione, figlia del grande Franco Scaglione ed erede in tutti i sensi del ricordo della cultura, del patrimonio che il suo padre ha donato al mondo automobilistico internazionale. Innanzitutto mi scuso con lei per il tempo breve che abbiamo oggi, ma l'avremo, spero, se lei vorrà, in altre puntate. E questo è Giovanna Scaglione. Vorrei che si presentasse lei, che comunque accennasse al suo babbo, così come lo chiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti e vi ringrazio di questa opportunità che mi date, sono veramente emozionatissima. Saluto tutti gli alfisti con tutto il cuore. Scusatemi, sono anche un po' emozionata perché parlare del mio babbo per me è sempre un orgoglio e veramente un onore. Quindi vi ringrazio, chiedetemi quello che volete, perché io sinceramente non so da che parte cominciare. Giovanna, mi perdoni, noi in privato ci diamo del tu e mantengo il tu anche in radio, perché si sarebbe e continuiamo a darci del tu, se non ti dispiace, Alessandro. Allora, tuo papà ha iniziato non disegnando automobili, ma disegnando abiti femminili, abiti da sposa. Cosa ci racconti brevemente? Praticamente
cerco di essere il più sintetica possibile. Quando Babbo è tornato dall'India, dove purtroppo era stato prigioniero degli inglesi durante la seconda guerra mondiale, nel 1946, era a Bologna perché cercava di inserirsi nel mondo automobilistico, però erano periodi un po' difficili, in quanto con la Ferrari non c'erano decisamente possibilità, e con la Sanguellini si incominciava ad avere i primi contatti. Però Babbo è sempre stato un amante del bello, dell'eleganza, e amava moltissimo anche vedere una donna ben vestita, che avesse una sua eleganza, non particolarmente sfacciata, ma che la mettesse in risalto. Per cui il mio babbo ha incominciato a disegnare modelli e li portava a far vedere alle varie sartorie, perché a quei tempi, diciamo, c'erano delle piccole e grandi sartorie che cercavano anche appunto dei designer che mettessero alla prova le loro capacità dal punto di vista proprio estetico su quanto riguardava l'abbigliamento femminile, e aveva riscontrato anche decisamente una certa, come si può dire, rilevanza, però per lui l'automobile era tutto. Quindi continuando a fare questi modelli e a presentarli, lui comunque cercava di potersi inserire nel mondo automobilistico. Io conservo ancora, e Alessandro lo sa, mi stai anticipando, conservi ancora? Dimmi. Il vestito che mio padre aveva disegnato e poi fatto logicamente fare da una sarta particolarmente capace, il vestito per la loro festa di fidanzamento, e io lo conservo ancora. La camicetta che lui ha disegnato e fatto logicamente cucire da una sarta particolarmente capace, per la camicetta che poi mamma ha usato il giorno del matrimonio. Quale più bella dichiarazione d'amore tuo papà ha fatto a tua madre? Perché questo già si delinea che persona era tuo padre. Nonostante gli alti e bassi della vita, ha sempre mantenuto una certa rigorosità, un certo amore per gli altri, per la famiglia e per le auto che ha costruito. È vero, è verissimo. Per mio padre il lavoro non era solo un lavoro, era amore. Per lui il lavoro era amore per il bello, sempre diciamo poi passando all'automobilismo, oltre che il bello, il fatto dell'estetica, che logicamente si lega completamente alla bellezza, ma soprattutto all'aerodinamicità. Ora, vi ricordo, forse alcuni artisti che sono giovani e quindi alcune cose non le conoscono, non le possono sapere. Se ricordate, magari andando anche solo a guardare su internet, quando mio padre ha disegnato le BAT, le berlinette aerodinamiche tech, le 3 BAT, dovete pensare che la BAT 7, quella che ha io le chiamo le ali più chiuse, come coefficiente aveva 0,19.
È incredibile. Ai tempi, e già adesso anche un buon coefficiente. Nel Ha voglia. 1954. Le macchine di ora, quando diciamo sono proprio tirate al massimo e tutto quanto, possono arrivare a un 0,27, non a un 0,19. Mio padre era appassionatissimo di aerodinamica. Lui Giovanna, ha scusa se ti... studiato a morte È e stato, nelle è sue stato un macchine grande. poi i risultati si sono visti. Dimmi, È Alessandro. vero. No, dicevo, riprendendo il discorso del bello, innanzitutto a livello tecnico, ma ci vorrebbe veramente 10 puntate. Bisognerebbe raccontare tuo padre come lavorava nella Galleria del Vento e cosa pensava delle Gallerie del Vento. Cioè fu uno che già le criticava perché diceva che la Galleria del Vento ti dà una condizione statica dell'autovettura. Quando tu la porti fuori ci sono le turbolenze date dall'aria, date dalla quantità del vento che varia lateralmente, eccetera. E quindi certi valori che ti dà la Galleria del Vento possono essere superati se la prova veniva fatta anche su strada. E difatti lui con i fili di lana, ci sono diverse foto, andava applicando nell'auto, alternava perché seguiva personalmente lo sviluppo delle sue vetture, andava a migliorarle. E riprendendo, e poi ti lascio nuovamente la parola, parlavi del bello dell'estetica. Tuo papà amava molto, era un grande esteta, non solo femminile, era esteta del bello. Se analizzate qualunque vettura, soprattutto, e Giovanna, noi nelle nostre lunghe telefonate l'abbiamo detto più volte, se guardate l'Alfa 33 ha le forme di una donna distesa. È incredibile. È vero. Guardate, l'Alfa 33 stradale ha le forme di una donna distesa. Sarà una coincidenza, per carità, sicuramente lo è, però queste forme arrotondate erano non solo per design, ma anche per un suo modo, un timbro, come posso dire, un marchio che aveva del suo pensiero, e per questo è riuscito a costruire delle auto straordinarie, ma possiamo dire anche la versione GT della 356, la Giulietta, per rimanere in casa Alfa Romeo, la Giulietta Sprint, una delle più belle Alfa Romeo in assoluto, la Giulietta SS. Oggi di studio scusa se ho ti conosciuto un interrompo, ragazzo sono che... maleducata, scusatemi tutti, Sì, no, scusi, ma anche la Giulietta scusi. SS è un capolavoro. Capolavoro, è vero. Da Assolutamente un quanto capolavoro. è bella e soprattutto spero che gli alfisti che sono così appassionati, perché io so che l'alfista è alfista nel cuore, non solo proprio nel cuore, la sua macchina la sente come fosse quasi una sorella, ecco. E la SS ha quel che di quasi di magico, non lo so. Al giorno d'oggi, se uno vede una SS per la strada, che è abbastanza difficile, comunque ne rimane conquistato. È vero. Sì. Antonino, una domanda alla signora Scaglione. Signora, intanto io la ringrazio perché lei ci sta facendo un grande onore, però si ricordi che qui è una grande famiglia, per cui sarà sempre benvenuta, punto 1. Punto 2, le dico io non so come una cosa... anzi, come le dico, siete voi che fate un regalo a me, perché ricordare mio padre per me è una cosa importantissima. Si figuri. La cosa che io vorrei dire, io dico spesso ai nostri ascoltatori quando parliamo delle carrozzerie in Italia, che solo l'Italia è il paese nel quale avevamo dei veri e propri sarti dell'automobile. Sì. E infatti Franco Scaglione, non avendo avuto la possibilità di laurearsi a causa della guerra, aveva cominciato appunto come figurinista in questa maison di alta moda a Bologna. Ecco, questo gusto del bello, questa sartorialità, questa applicazione, questa passione, Franco Scaglione oggi in questa società quanto dovrebbe faticare per poterci ricordare che abbiamo bisogno di bellezza e che la bellezza non è inutile, ma ci aiuta a vivere meglio?
Ma guardi, io sinceramente non so come risponderle, perché avrei due risposte, che tutte e due possono essere vere e possono essere false. Quando si ama veramente la bellezza, magari inizialmente si può fare un po' di fatica, però c'è sempre chi è capace di recepire e quindi di mettere in pratica quella che è la bellezza. Poi nel mondo di oggi, se si calcola soltanto il punto di vista economico, ovvero sia, adesso io mi limito, perdonatemi, all'automobile, cioè, le grandi marche devono fare in modo che la macchina sia il più possibile vendibile. Quindi certe cose che potrebbero darle uno stile un po' diverso, forse vengono eliminate perché sono costose. Quindi secondo me è un rapporto di prezzo, anche di prezzo. Quindi lì forse, per quanto riguarda l'automobilismo, Babbo si troverebbe davanti a un muro, perché Babbo era troppo estroso. Poi faceva delle macchine che avevano veramente stile, capacità tecnica. Lui lavorava insieme agli operai dalla mattina alla sera. Se lei voleva cercare mio padre, doveva andare in officina. Era ben difficile che lui, diciamo, andasse nel suo studio a fare, perdonatemi, il Padre Eterno. No, lui diceva: io devo stare in officina insieme agli operai, perché insieme ci si capisce. Se loro si trovano in difficoltà, io sono lì pronto ad aiutarli. E questo gli ha sempre fornito il più grande rispetto e anche affetto da parte degli operai, perché sapevano che in certe situazioni loro potevano contare sempre sulla presenza di mio padre. Sempre. Non le dico le giornate prima della presentazione delle macchine ai saloni, erano giornate feroci. Gli ultimi 3 giorni praticamente lavoravano giorno e notte. Bello. Noi dobbiamo chiudere. Chiedo scusa, perché l'orologio purtroppo ci ha raggiunto, però signora, ce lo fa il regalo di tornare sabato prossimo? Ma ben volentieri, siete voi che fate un regalo a me. Giovanni, Alex. allora ti anticipo che i prossimi 2 sabati almeno sarai nuovamente con noi, perché le cose da raccontare sono tante. Troveremo le cose più salienti e meravigliose. Quindi siamo anche noi, anzi principalmente noi, felici, anche i nostri ascoltatori, di risentirti nuovamente nei prossimi sabato con i racconti della vita di tuo padre. Grazie. Un saluto a tutti gli alfisti e un grande grazie a voi che mi avete contattato e mi avete dato la possibilità di ricordare mio padre. Grazie. Grazie, a sabato prossimo allora. Un abbraccio. Allora, grazie a tutti, caro Alex, cara signora Giovanna Scaglione. Sveva, appuntamento 368 ore per continuare a raccontare il genio e la vita di Franco Scaglione. Alla prossima, grazie. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato il